Io ho sofferto di un disturbo alimentare che è l'anoressia per 9 anni, ho fatto un percorso di cura nel nostro territorio, nel veneziano, e ne sono uscita. Uscire da un disturbo alimentare si può, ma è fondamentale una rete di sostegno. Sensibilizzare la cittadinanza sul tema è importante, per questo nella 7ª giornata del Fiocchetto Lilla sono state organizzate dal Comune e varie associazioni numerose iniziative, soprattutto per trovare il coraggio di riconoscere che c'è un problema da affrontare. È un tema effettivamente che ha dei numeri che ti fanno venire i brividi. Sono 3 milioni di persone che soffrono di questa cosa. Si diceva prima che se consideri l'indotto, cioè il sommerso di quelli che non si sono mai esposti, se pensi alla sofferenza delle famiglie, arriviamo a 10 milioni di persone che per una questione così stanno soffrendo in questo momento, è un sesto della popolazione italiana. Tra le iniziative, dopo la conferenza di sabato, oltre ai disturbi del comportamento alimentare, la mostra fotografica Odi e Tamo, visitabile fino al 30 marzo, allestita al piano terra del municipio di Mestre. Il disturbo alimentare è una brutta bestia perché è un disturbo molto complesso, molto spesso non ci si rende conto di quello che sta accadendo e chi ci sta accanto fatica a capire quello di cui abbiamo bisogno. C'è bisogno di tanto ascolto, tanta accoglienza e soprattutto di non mollare.